In questo ambito gli uffici del Veneto, Venezia e soprattutto Treviso sono in una situazione di sofferenza intollerabile. So perfettamente quale sia la situazione dell'organico, della carenza dell'organico e della carenza di chi, pur appartenendo all'organico, è quella che si chiama una forza assente. Intervenire subito sulla carenza di personale, soprattutto amministrativo, questa è la priorità del guardasigilli Carlo Nordio in visita istituzionale nei tribunali di Venezia e Treviso, realtà dove ha trascorso decenni di vita professionale e dove, dice, la politica è spesso mancata. Diverse le ipotesi sul tavolo per recuperare organico. Non ultimo, attraverso questo potrebbe porre dei problemi di ordine giuridico ma risolvibili, un reclutamento regionale, perché molti posti vengono scoperti perché delle persone provenienti da regioni lontane, per ottimi motivi familiari, però appena arrivate qui chiedono il trasferimento. E la situazione di Treviso è dannatamente sofferente in questo. Ma un conto è l'emergenza personale, un altro la riforma dei codici di procedura che richiederà più tempo, anche l'intera legislatura, e poi la famosa sburocratizzazione con Nordio che racconta un episodio personale. Io ero a Roma, è arrivata a casa mia una cartolina verde, Tribunale di Treviso. Naturalmente mia moglie si è preoccupata perché una cartolina verde cosa significa? Sapete, siamo tra tecnici, quindi... Una cartolina dalla Corte d'Appello solo per confermare l'avvenuta elezione alla Camera in un florilegio di articoli e commi con tutto il suo carico di costi e ore lavoro di funzionari. Questo è l'indizio numero uno di un apparato burocratico ottocentesco che va smantellato. Non dico che vada riformato, va smantellato. Ci sono poi i temi dell'attualità. A Treviso Nordio viene accolto anche dal sindaco Mario Conte, che in occasione delle celebrazioni del 4 novembre aveva chiesto proprio al neoministro di rivedere la disciplina del reato di abuso d'ufficio, uno spettro per molti sindaci e funzionari alle prese con l'operatività quotidiana. La modifica radicale del reato di abuso di ufficio è richiesta dai sindaci e soprattutto di sinistra e quindi penso che daremo loro ascolto. Inevitabile guardare poi a quanto succede nel Mediterraneo con il braccio di ferro tra governo e navi delle ONG. Il Trattato di Dublino è chiarissimo. La gestione dei migranti deve essere fatta dallo Stato di primo accesso e se una nave straniera in acque internazionali accoglie dei migranti, lo Stato di primo accesso è lo Stato di bandiera di quella nave.